Buonasera a tutti. Nell'ultima nostra lezione, cioè la prima lezione di questo corso, abbiamo visto un po' cosa significasse l'illuminismo e quali erano le premesse per questa stagione, che è poi una stagione che va a cavallo un po' di altri movimenti culturali, cioè si parte da quello che era un po' il clima del fine 600, primi del 700, per arrivare addirittura fino al romanticismo, quindi c'è diciamo un misto di culture. E perché l'illuminismo rimane, diciamo, per conto suo rispetto a quelle che sono le tendenze che via via in Europa si manifestano con le tendenze culturali, insomma, e con le varie correnti culturali, perché in fondo è quella corrente e quel movimento che segue alcune, diciamo, di quelle che erano le scelte filosofiche e anche di altra natura, vedremo poi quale, che si erano andate maturando nel corso del 600. Basti pensare, per esempio, per quanto riguarda il primato della scienza, a Galileo, a Newton, a Vico, che avevano dato, appunto nel 600, avevano dato già un'impronta scientifica alla loro ricerca e alla loro, diciamo, al loro studio della materia in cui si erano impegnati. Quindi Newton avrà studiato i vari movimenti fisici, Galileo l'astronomia e via dicendo. Quindi c'era già presente, ecco, il culto della scienza, il culto dei criteri scientifici per analizzare la natura. Poi ovviamente abbiamo anche dei filosofi che hanno preceduto l'illuminismo. Basti pensare a Kant, basti pensare a Locke, che erano certamente dei filosofi ai quali il primato della ragione era, diciamo, il primo criterio di pensiero. Non parliamo poi di Cartesio, Descartes, che mette il suo famoso motto cogito ergo sum, che quindi dà al pensiero, quindi alla mente, quindi alla ragione, la preeminenza di quello che è l'essere, di quello che è l'esistere, appunto, come persona. Ma non parleremo stasera dei filosofi, avremo tempo di parlare nei prossimi incontri, ma come dicevo, analizzeremo da cosa nasce questo illuminismo, da cosa nasce questo movimento. E non nasce solo dall'evoluzione del pensiero. Incomincia a nascere dall'evoluzione dello Stato. Lo Stato che si trasforma da Stato monarchico assolutista, che incomincia a trasformarsi, che poi chiuderà con questo modello attraverso le rivoluzioni, incomincia a modificare il suo atteggiamento. Mentre lo Stato medievale e quello, diciamo, assolutistico si basava sulla feudalità, sui castelli, sulla nobiltà, su quello che poteva essere anche l'apporto di questi nobili alla vita dello Stato, assistiamo nel corso della prima metà del Settecento a una presa di potere dello Stato in se stesso. Quindi lo Stato diventa non più qualcosa di lasciato, diciamo, alla buona volontà, chiamiamola così, della nobiltà e di coloro che governano i vari territori di uno Stato, ma diventa uno Stato dirigista.
cioè vuole dirigere quella che è soprattutto l'economia. E in effetti possiamo chiamare come anticipatore dell'illuminismo un economista inglese, John Law, che cosa fa? Fa una cosa molto importante che noi oggi pensiamo sia normale. Trasforma il valore delle cose in valore monetario, nel senso che non più la moneta corrisponde al valore, diciamo, delle cose, ma si emettono delle carte monete. Ed è la banca che garantisce che quella carta moneta può essere cambiata in beni, quindi può essere cambiata, può essere scambiata e può essere utilizzata. Quindi la prima rivoluzione economica che ci dà la dimensione dell'illuminismo è proprio la riforma della carta moneta e delle banche. È sempre così. Le banche sono sempre in anticipo, sono sempre, diciamo, quelle che, anche nel Rinascimento è stato così, sono sempre quelle che hanno colto il momento di sviluppo di un pensiero all'interno della società e l'hanno sfruttato. Quindi abbiamo il primato della carta moneta. E questo, appunto, John Law, che viene assunto al Regno di Francia, quindi al servizio del Re di Francia, lo possiamo paragonare a quello che è stato nei giorni nostri Keynes, l'altro grande economista inglese, perché hanno saputo cambiare le cose. Quindi il primato delle banche, ma anche il primato delle cosiddette compagnie. Le compagnie che cosa sono? Le compagnie sono le associazioni di mestiere che all'interno della società medievale erano soprattutto caratterizzate da un aspetto religioso e di mutuo soccorso. Si aiutavano a vicenda e quindi avevano la solidarietà del gruppo, cioè i falegnami con i falegnami. Quindi c'era tutta questa solidarietà di gruppo che contava, ma non avevano una attenzione a mettersi assieme per entrare nel mercato e quindi nella concorrenza nazionale e internazionale. Quindi nascono effettivamente queste compagnie che poi si trasformeranno nelle grandi, oggi le chiamiamo industrie transnazionali o internazionali, delle grandi compagnie che poi daranno vita appunto al movimento capitalista. Quindi è il primo movimento illuminista è quello della moneta, quello della moneta cartacea delle banche e delle compagnie. E questo crea evidentemente un taglio con il passato. Perché? Perché permette a chi può, ovviamente, non parliamo del povero contadino friulano, ma parliamo a chi può, permette di poter arricchire e permette anche di poter cambiare quella che è la società. E su questo lo Stato incomincia a capire che c'è bisogno non più del nobile, ma incomincia a capire che ha bisogno di qualcuno che gli organizzi lo Stato e che mantenga questa organizzazione. Quindi abbiamo la nascita di una organizzazione dello Stato, la cosiddetta burocrazia, che oggi noi diciamo così, di un'organizzazione dello Stato che si fonda su del personale pagato, ovviamente, con stipendio, con personale di tipo borghese, quindi non più nobile, perché il nobile certe cose non le faceva, anzi pensava ancora di dedicarsi alle armi e a tutte queste cose qua,
ma soprattutto appunto i borghesi che hanno già dato una prova di successo nella loro vita, perché si sono arricchiti partendo generalmente dal nulla, e quindi vengono messi nei posti chiave dei vari stati per governare questi vari stati. Quindi lo Stato dirigista governa dall'alto quelle che sono le varie realtà del suo territorio. E questo è il primo uso della ragione, perché questo comporta anche la figura del cosiddetto ragioniere o ragionato a Venezia, cioè il controllo dei conti. E il controllo dei conti che cos'è? È matematica, è scienza, è anche dedurre dal controllo dei conti quello che c'è da cambiare e quello che c'è da mantenere. Quindi una generale organizzazione matematica, monetaria, quasi scientifica dell'organizzazione dello Stato, quello che oggi è qualcosa di usuale. Ma pensate che agli inizi del Settecento questo era davvero percorrere quella che sarà una rivoluzione. Per cui le rivoluzioni anche, non è che nascono dal nulla, nascono anche da queste scelte che lo Stato assolutista, in Francia o nell'impero ausburgico, compie di cambiamento. E soprattutto anche un altro aspetto che assomiglia alla nostra realtà è che non si guarda più a una società chiusa in se stessa, no? Le tre classi, classe nobiliare, clero e la borghesia, oppure la differenza tra poveri e ricchi, tra chi comanda e chi... Ormai si pensa e si lavora su un modello di società composita, come è la nostra società di oggi, quindi con diverse componenti, ciascuna delle quali concorre alla vita dello Stato e concorre appunto a quella organizzazione dello Stato non soltanto dal punto di vista operativo, ma anche come contribuzione, quindi come tributi, come tasse che danno allo Stato appunto la sicurezza di poter impiegare questo denaro poi nelle sue opere. E questo non solo riguarda la società, chiamiamola così, urbana, le grandi città, le grandi realtà cittadine, ma riguarda anche la società rurale. Cioè la riorganizzazione dello Stato è una riorganizzazione generale, non solo diciamo, posta a livello elevato, a livello di città. E questo ci porta anche a fare una considerazione che la stessa religione viene coinvolta in questo, perché soprattutto nel regno austriaco la religione era già sottoposta in qualche modo alla gestione dello Stato e quindi se c'è da fare una riforma dello Stato nei piccoli paesi, nelle realtà paesane del Poliziano come dell'Ucraina o come dell'Austria, che cosa ha necessità lo Stato? La necessità di coinvolgere il clero, la necessità di coinvolgere quelli che sono i leader dei paesini, del popolo, i leader dei poveri, chiamiamoli così. E che cosa allora propone in cambio per questo, per questa società composita, per questa nuova organizzazione, lo Stato assolutista che vuole cambiare? Offre una cosa importante, che è l'educazione, che è la scuola. L'imperatrice Maria Teresa rende obbligatorio in tutto il suo impero la frequentazione della scuola per almeno 3 anni. E questo ha cambiato, capite bene, davvero la società, perché quando gran parte o quasi tutti i sudditi dell'imperatrice regina sanno leggere e scrivere, c'è un salto di qualità
davvero grande. E quindi è chiaro che poi chi sa leggere e scrivere chiede anche di avere un suo posto, chiede di avere anche un suo ruolo nella società. E dunque ecco perché l'illuminismo ha dato anche la possibilità di crescere alle società locali e anche alle persone più umili, diciamo così. Ma non solo l'educazione, ma anche tutto il resto, che cosa ci porta? Ci porta alla diffusione di un concetto che sarà molto importante. Mentre nello Stato medievale e anche diciamo nelle monarchie assolutistiche fino al Seicento c'erano le differenze diciamo non solo economiche, non solo di rango, ma anche tra uomini, no? Cioè pensate solo allo schiavismo. Incomincia a farsi strada il concetto di uguaglianza. Tutti gli uomini sono uguali. Sarà quello il proclama che faranno, per esempio, i rivoluzionari americani e poi la rivoluzione francese. Quindi tutti gli uomini sono uguali, tutti gli uomini, allora diranno i filosofi, sono dotati della medesima ragione, della medesima capacità di avere una ragione che interessa, che si forma all'interno dello Stato. Quindi la possibilità di avere una ricchezza, non solo una ricchezza materiale attraverso il processo della moneta, ma anche una ricchezza culturale, una ricchezza che poi che cosa porta? Porta delle conoscenze. E le conoscenze sono importanti perché dalla conoscenza si passa alla scienza. E allora chi acquista delle conoscenze darà sviluppo anche a quella scienza che diventa scienza della ragione, che diventa scienza e non più diciamo così, superstizione. Quindi cambia davvero quello che è lo sviluppo della società. E questo, senza diciamo, saperlo, lo fanno proprio gli stati autoritari, gli stati assolutistici. Cioè praticamente si scavano, diciamo, la fossa da soli. Si scavano la fossa da soli perché preparano la loro fine. Preparano la loro fine, ma perché questo? Perché è logico che i tempi erano maturi per questo. Erano maturi per questo e non si poteva fare altro se non fare delle riforme che saranno all'inizio molto timide, molto parziali, ma sono anche delle riforme che incidono poi sui valori condivisi. E poi quando c'è un progresso nella società, quando c'è questo progresso, è logico che tutti ne godano e tutti vogliono avere qualcosa in più. Ed è qui che cresce la borghesia. La borghesia che innanzitutto trova nella parola illuminismo, trova un senso, cioè i tempi precedenti a questi sono dei tempi oscuri, perché sono dei tempi in cui la civiltà non si è sviluppata, in cui la scienza è stata trascurata e dunque trascurando la scienza, trascurando la civiltà, si è trascurata anche l'uguaglianza tra le persone e si sono trascurate anche le opportunità che le persone possono avere per sviluppare la loro capacità e la loro personalità. Per cui la metafora della luce, quindi l'illuminismo, per noi Lumière in francese, Aufklärung in tedesco, è una metafora che viene ad essere presto una metafora comune, che non solo noi oggi adottiamo come termine filosofico, no? Ma che è veramente una metafora dalla quale si vuole giungere
ad avere una mentalità anche diversa. E quindi si arriva a questa luce che rischiara le menti. La mente dell'uomo attraverso la scienza, attraverso quello che è l'uso di questo strumento scientifico che è la mente, riesce a capire quello che è il significato della illuminazione, quindi a vedere, quando qualcosa è illuminato, si riesce a vederlo molto più chiaro, quindi a capire questo. Da qui, evidentemente, che cosa succede? Succede che si incomincia ad avere più fiducia nella ragione, nella mia ragione, nella vostra ragione, che non in quello che ci raccontano. Per cui è la mia ragione a discriminare, per esempio, il vero e il falso, a discriminare il giusto e l'ingiusto, il buono e il cattivo. La ragione è quella che decide quello che io devo fare, perché questo è il tema principale, cioè il dare alla ragione lo spazio necessario, quella credibilità necessaria che mi aiuta a cambiare me stesso, ma anche a cambiare la società. Quindi incominciamo proprio con questo principio a vedere come ci sono, prima di tutto, dei movimenti che partono, abbiamo visto prima di John Law, che partono per esempio dall'Inghilterra. L'Inghilterra aveva vissuto già nel 1600 una sua rivoluzione, la famosa rivoluzione degli Orange, che aveva cambiato lo Stato, e aveva fatto uno Stato, diciamo, quello che è oggi, uno Stato più democratico, uno Stato più aperto, il Parlamento che ha un ruolo centrale, il primo ministro che è quello che conta, non più, diciamo, la monarchia serve come quello che è oggi, insomma, no? per dare una immagine pubblica, per dare una grande, diciamo, popolarità allo Stato, ma in realtà è il Parlamento che è al centro della politica inglese. E poi in Francia addirittura i re stessi chiamano dei grandi economisti, pensiamo soltanto a Colbert, ad altri che vengono chiamati per la gestione dello Stato e ovviamente anche nell'impero austroungarico. Quindi dal Rinascimento si passa che era soltanto qualcosa di legato alla classe artistica, alla classe filosofica rinascimentale, quindi era parziale rispetto al resto della società, si passa a una condivisione del sapere, del sistema di sapere. E quindi non più teologia, perché in fondo il Medioevo era teologia, era diciamo scienza di Dio, era interpretare il mondo attraverso quello che era la religione, quello che era il modo di pensare della Chiesa, e invece andiamo a creare con l'illuminismo una cultura che oggi noi definiremmo una cultura laica, cioè non più religiosa, ma laica, che laico non lo significa in quel momento essere contro la religione, ma confinare, diciamo, la religione al di fuori di quelle che sono le prerogative della scienza, come aveva fatto Galileo. Galileo poi venne anche processato, come sapete, ma l'interesse dell'uomo e delle sue capacità non risiedono più nell'aspetto religioso, ma risiedono proprio nella sua natura che diventa una
natura umanistica, chiamiamola così, nel senso che i tedeschi, ad esempio, chiamano questo periodo quello del primato dell'uomo. Il primato dell'uomo rispetto a quello che era invece il primato della spiritualità. Quindi cambia tutto, cambia la politica, cambia l'economia, cambia la sociologia. Tra l'altro nasce proprio in questo periodo la sociologia e ovviamente cambia il diritto. Con l'illuminismo sia Maria Teresa sia poi Napoleone cambieranno vecchi codici di diritto e cambierà ovviamente anche la storia. Quindi si arriva ad una rivoluzione quasi scientifica che anticipa poi le rivoluzioni politiche, che saranno quelle che arriveranno alla fine con l'89, no? Quindi saranno le prime, anzi prima ha anticipato quella degli Stati Uniti, e si arriverà appunto a una nuova visione del mondo, a una nuova visione del mondo che dà sviluppo soprattutto alle capacità razionali dell'uomo, quindi ad una nuova dimensione della dignità dell'uomo, cioè non solo una dignità, diciamo, spirituale, ma diventa anche una dignità propria che gli deriva dalla sua adesione a quello che è un progresso scientifico. Quindi non solo l'individuo è importante, sì, ma non solo l'individuo, ma la crescita diventa una crescita di tutta l'umanità, cioè l'apporto che ogni uomo dà con la sua ragione, lo dà per tutta l'umanità, cioè, ed in effetti è anche vero, cioè le scoperte scientifiche di cui noi oggi godiamo sono delle scoperte scientifiche che partono da una persona, pensiamo a Edison per la lampadina o da Marconi per la radio, ma poi diventano delle scoperte scientifiche che vengono ad essere godute da tutta la società, da tutta la comunità umana. Quindi si parte dalla persona, ma per dare anche alla società quello che diventa una crescita, uno sviluppo importante. E soprattutto le radici dell'illuminismo sono anche, come dicevo, radici che sviluppano una loro filosofia che come base a quella così chiamata dell'empirismo. Empirismo che cosa significa? Significa che ogni cosa che io affermo deve avere una prova concreta, soprattutto nel rapporto scientifico che noi abbiamo. E questo valore dell'esperimento, quindi della prova, diventa un principio generale. Cioè non posso io più affermare qualcosa di riguardante la natura, l'uomo, la scienza e via dicendo, se non produco appunto la prova. E questo viene chiamato anche razionalismo, e la ragione appunto diventa centrale e per esempio si pensa, alcuni filosofi pensano, che questa ragione abbia la sua autonomia, quindi dall'autonomia della ragione si passa all'autonomia dell'uomo, si passa alla libertà dell'uomo. Quindi il principio della libertà di pensiero diventa un principio fondamentale. Noi usciamo con l'illuminismo, noi usciamo da una fase che era stata molto severa, specie qui in Italia o in Austria, e in Spagna soprattutto, che è la fase della controriforma, cioè il tentativo, riuscito o meno,
da parte delle società cattoliche, degli stati cattolici, appunto, di fermare quella che era stata nel Rinascimento, quindi nel Cinquecento, la rivoluzione protestante, quindi di fermare l'influenza dei protestanti, quali affermavano che l'interpretazione della Bibbia non era più affidata alla Chiesa ma al singolo, quindi praticamente la libertà di pensiero, diciamo così. E questa libertà di pensiero era stata repressa, pensiamo soltanto all'Inquisizione, pensiamo a quelle forme di repressione, soprattutto appunto territori come qui, sia territorio veneziano, friulano, come il territorio austriaco, il goriziano, erano stati fermati da severe norme di pensiero. Basti pensare alla storia, no, che viene raccontata anche da Ginsburg, di quel mugnaio, il famoso Menocchio, il quale, sto sbagliando evidentemente, dice che la vita è nata dai vermi che nascono nel formaggio, non aveva sbagliato per nulla, ma viene preso come un eretico perché queste cose non si dicono, perché la vita è stata creata secondo la Bibbia da Dio, quindi viene preso e viene messo al patibolo, per dire come questa repressione, no, del libero pensiero era stata finalizzata per frenare l'avanzata della religione protestante. E quindi riportare il principio di libertà del pensiero significa anche rivoluzionare la mentalità, rivoluzionare anche il ruolo della religione, tra l'altro. E quindi il rispetto dell'opinione dell'uomo, il rispetto della personalità dell'uomo, il rispetto anche dei diritti dell'uomo. Per cui si arriverà alla proclamazione in Francia dell'89 della dichiarazione dei diritti dell'uomo. E i diritti dell'uomo sono quelli appunto dell'uguaglianza, della libertà, della democrazia e via dicendo. Quindi dall'illuminismo nasce tutto questo movimento che cambia la società. I cambiamenti che si sono concentrati nella seconda metà del Settecento non hanno conosciuto nessun altro cambiamento successivo o precedente. Quindi questo quadro generale di uno Stato che diventa uno Stato organizzato, ma nello stesso tempo lascia la libertà di pensiero, la tolleranza anche religiosa. Il principio di tolleranza è un principio molto importante, no? Noi oggi generalmente siamo tutti tolleranti, qualsiasi cosa succeda, anche diciamo, nella vita pubblica, nella cronaca, ci vede, diciamo, abbastanza, salvo qualche diciamo, scheggia tollerante, ci vede abbastanza tolleranti, cioè ci rendiamo conto che il mondo è cambiato, che la società si apre, che ci sono nuove esigenze, nuovi modi di pensare, nuove generazioni, no? Quindi siamo più tolleranti di quello che non fossero i nostri padri e i nostri nonni. Ma il principio di tolleranza nel Settecento diventa un principio importante, perché bisogna cominciare a tollerare una serie di situazioni che erano state indicate fino ad allora come situazioni negative, come situazioni di peccato, o comunque situazioni che andavano contro la religione, contro la Chiesa, contro il buon senso e via dicendo. Quindi tutto questo movimento che avviene agli inizi del Settecento, che cosa ci porta? Ci porta a una concezione dell'uomo nuova. Illuminato dalla ragione, l'uomo diventa un valore in sé,
E non solo valore in sé, quindi come uomo, come dignità umana, come sua libertà e via dicendo, ma si incomincia a valorizzarne alcune virtù, chiamiamole così, che fino ad allora non si erano valorizzate nel contesto della società o comunque del contesto mondiale, europeo, chiamavano allora più che mondiale, no? Allora si comincia a valorizzare per esempio l'operosità dell'uomo, il suo lavoro. Quindi il lavoro dell'uomo non è qualcosa di, diciamo, scadente, di qualcosa di senza valore. L'operosità è la prima delle virtù che caratterizzano l'uomo. L'uomo operoso, l'uomo che lavora, l'uomo che produce, l'uomo che ha la sua attività economica è uno che è operoso. E questo finora l'avevano valorizzato soltanto protestanti, che protestanti, alcune correnti, per esempio quelle calviniste di Ginevra, che cosa avevano portato? Avevano portato a concepire che l'uomo che aveva fatto fortuna negli affari fosse benedetto da Dio, quindi l'operosità, quella. Poi un altro aspetto che viene valorizzato è quello della tenacia, del tener duro sulle proprie idee, della costanza sulle proprie idee. Solitamente quando noi siamo, diciamo, minacciati o comunque ci troviamo in un ambiente ostile, la tendenza è quella di rinunciare alle nostre idee. Invece l'illuminismo dice no, voi non dovete rinunciare, perché in nome della libertà e in nome dell'uguaglianza voi dovete tener duro, dovete essere tenaci. Altro valore è quello dell'intelligenza. L'intelligenza che è presente in ogni uomo, ma questo non sempre era riconosciuto in pratica nel vecchio regime, come si direbbe. Questa intelligenza veniva riconosciuta soltanto quando era un'intelligenza messa in qualcosa di spirituale, in qualcosa di legato alla religione. Intelligere significava capire e non avevano gli uomini fino ad allora gli elementi per poter capire i fenomeni sociali, i fenomeni diciamo della società e della realtà, soprattutto scientifica. Quindi il valore dell'intelligenza che diventa anche intraprendenza. Cioè l'uomo che concepisce qualcosa di intelligente, che dà qualcosa di utile alla società, diventa quello che anche intraprende. E nasce proprio in questo periodo un certo tipo di industria. Pensiamo soltanto a Linussio della Carnia. Linussio della Carnia, in una realtà molto povera, incomincia a diffondere nei vari villaggi i telai per produrre tela. E poi lui se ne occupa della commercializzazione. Quindi Linussio diventa un esempio, qui almeno nella nostra regione, diventa un esempio di quello che poteva essere l'imprenditore. Ed è un precursore anche lui dell'illuminismo, perché oltre a mettersi in questa azienda, diciamo così, avanzata come metodi, farà anche un'azienda agricola, farà anche e soprattutto una serie di investimenti nell'arte, nella scienza, anche lui. Quindi tutto questo nascere della prima industria, coinvolgerà l'Inghilterra, coinvolgerà l'Olanda, coinvolgerà la Francia e ci sarà appunto la crescita economica. Le rivoluzioni non nascono quando si è a terra, si muore di fame. Le rivoluzioni nascono quando c'è la possibilità
di poter cambiare e di poter scegliere qualcosa di nuovo rispetto a quelle che sono le situazioni in cui si vive. E per questo, ecco, per esempio, il nostro Friuli qui è rimasto indietro, perché molto controllato dalla Repubblica di Venezia e dall'altra parte anche dalla monarchia asburgica, è rimasto indietro perché non ha potuto sviluppare una sua cultura industriale, imprenditoriale più esattamente che industriale. Quindi la società viene ad essere strutturata sulla figura del cosiddetto borghese. Il borghese nel Medioevo era colui che abitava la città, colui che era l'uomo attivo della città come artigiano, come mercante. Invece qui il termine borghese si allarga appunto a tutti coloro che hanno delle attività economiche e su queste attività economiche costruiscono le loro fortune. E quindi il borghese diventa il modello della società illuminata, illuminista. E allora, quindi, che cosa caratterizza il borghese? Innanzitutto caratterizza che è uno che si costruisce da solo, che non ha, diciamo, un titolo nobiliare, che non ha un'origine già predisposta, no? È uno che parte da zero, è uno che cresce dentro se stesso e fuori, dentro se stesso per le virtù, come abbiamo detto, la curiosità, la credenza e via dicendo. Ma cresce anche fuori perché offre appunto il proprio lavoro, cerca anche di dare il suo contributo a quella che è la vita dello Stato, quindi a governare lo Stato e chiede di essere riconosciuto come uno dei protagonisti della vita dello Stato, proprio in nome dell'uguaglianza, cioè il borghese che spinge per l'uguaglianza. Il nobile non vuole l'uguaglianza perché altrimenti cade il principio della sua nobiltà. Il nobile deve essere sopra gli altri, invece il borghese chiede, siamo tutti uguali. Dice la borghesia, diceva un autore, la borghesia adesso non è niente, diventerà tutto, perché tutti diventeremo borghesi, tutti diventeremo incapaci, cioè di crescere, di dare il nostro contributo alla società e di raggiungere quelle che sono le posizioni positive di una economia che diventa un'economia di sviluppo, che diventa un'economia di crescita. E questo evidentemente ci porta a conoscere anche un aspetto che noi colleghiamo al territorio goriziano. Territorio goriziano che, come tutte le varie componenti del regno di Maria Teresa e poi di Giuseppe II, ha una sua caratteristica, ha una sua diversità dagli altri, perché qui la lingua, la cultura e tutto il resto è diverso da quello della vicina Slovenia o dalla Croazia o comunque dall'Ucraina, che allora si chiamava Galizia. Quindi le caratteristiche proprie del territorio goriziano vengono ad essere sviluppate sotto appunto l'illuminismo, cioè l'illuminismo comporta l'acquisizione di una identità che fino a quel momento forse non era proprio uscita dall'appiattimento che c'era dell'impero austriaco. Quindi esce questa identità, esce attraverso la scuola evidentemente, perché si acquista attraverso la scuola, ma esce anche attraverso una nascita
di una piccola ma significativa classe intellettuale. Una classe intellettuale che incomincia a pensare con la propria testa, ovviamente, siamo nell'illuminismo, e a distinguere quella che è la cultura, quella che è la scienza, quelle che sono le varie componenti di questa scienza, da quello che è invece il passato comune, che era piuttosto, diciamo, generico, che non prevedeva uno sviluppo scientifico, ma solamente imponeva di credere e di non discutere. Quindi credere e non discutere era davvero una situazione in cui l'illuminismo fa uscire, cioè non permette appunto di continuare a credere senza prove. E quindi ecco perché noi arriviamo a individuare le prime caratteristiche di questo movimento culturale. Un movimento culturale che è molto ampio, è un movimento che ha una sua vasta applicazione, sia nel tempo, sia negli argomenti, sia nelle sue applicazioni, diciamo così, strumentali. Quindi ecco perché la prima fonte di conoscenza, quindi la ragione, diventa uno strumento che regola la vita di tutti. Quindi lo Stato, la comunità locale, la mia vita familiare, la mia vita personale sono regolati dalla ragione. La ragione che fa come quasi un faro che mi illumina quello che sta attorno e me lo fa capire e me lo fa comprendere, me lo fa giudicare anche in modo giusto. Quindi avviene quasi una rottura con il passato, che non è dimenticare la storia, ma diventa una rottura proprio con il metodo di ragionare del passato, e quindi liberano i filosofi dell'illuminismo, liberano con il loro pensiero la mente. Quindi le menti cominciano a lavorare e quando una mente incomincia a lavorare, incomincia ad essere anche critica. Quindi ad avere delle critiche nei confronti di quello che è il sistema assolutistico, di quelle che sono i luoghi comuni della cultura, di quelle che sono diciamo, le idee anche degli antichi che non sono più attuali. Ecco perché allora si arriva appunto ad una ridefinizione di quella che è cultura e di quella che è invece una analisi vera della realtà. La realtà non è più trasformata, ma la realtà si presenta così com'è, guidata, illuminata dalla ragione. E allora che cosa avviene in questo senso? Avviene la rottura, perché se il passato era oscuro e io nel presente sono illuminato, che cosa avviene? Avviene la divisione tra l'antico e quello che viene chiamato moderno da moda, cioè quello che attualmente viene accettato. Quindi antico e moderno con l'illuminismo si separano, si contrappongono e c'è una tendenza anche a rivedere quelli che possono essere gli errori del passato. E uno degli errori del passato, che risiede proprio nello Stato autoritario, nello Stato assolutistico, è quello del principio di autorità. La ragione dice non che tu devi avere autorità perché sei collocato da re o da nobile o da principe o sei qualcuno che ha il comando.
l'autorità è qualcosa che tu la devi conquistare. L'autorità è qualcosa che tu devi valutare. Quindi non mi puoi imporre le tue idee. Quindi c'è questa rivolta verso l'imposizione dall'alto, quelli che devono essere i comportamenti, le idee, eccetera. Quindi il cambio effettivamente di un principio d'autorità che non è più credibile, e quindi gli uomini sono chiamati a uscire dalla loro, la chiamano minorità, venivano trattati, diciamo, nell'antico regime, chiamiamolo così, venivano trattati come bambini, no? I minori. C'è un diritto diverso tra quello del minore e quello dell'adulto. Ebbene, la ragione rende gli uomini adulti, li sottrae a quella che è una minorità e li porta ad essere, ad avere la loro dignità completa. Non a caso, proprio su questa spinta, abbiamo la prima rivoluzione e liberazione degli schiavi. Toussaint Louverture, nei Caraibi, guida la prima liberazione dagli schiavi. E quindi c'è veramente l'illuminismo che prende qualcosa di universale, no? Quindi se siamo tutti uguali, se abbiamo tutte la stessa dignità, abbiamo anche la capacità di essere più liberi, e quindi ecco perché c'è appunto questa uscita dallo stato di minorità per entrare nello stato di maturità. Altro principio femminista che conta molto è che se io ho fiducia nella ragione, la ragione mi sopporta, mi supporta nelle mie considerazioni e nelle mie azioni, a quel punto io divento un ottimista, perché credo nella progressione, credo nel progresso, credo nel progresso della scienza, quindi di vivere delle situazioni sempre migliori. Alle volte questo può sembrare per noi magari una ingenuità, ma è questo che noi viviamo anche oggi, cioè fino ad ora abbiamo sempre sperato e creduto nello sviluppo della scienza, nell'avere sempre una migliore qualità della vita che segua lo sviluppo della scienza. E man mano che la scienza ha fatto i suoi progressi, noi ne abbiamo goduto, ne godiamo tuttora. Quindi la scienza, la ragione, diventa fonte di benessere, fonte di cambiamento della nostra vita, della qualità della vita. E poi non solo la nostra dimensione umana, come si diceva, ma anche qualcosa di pubblico. Se questo io lo applico allo Stato, se questo io lo applico alla società, fa sì che l'utilità sociale della ragione diventa importante. Usare la ragione significa migliorare la società. Migliorare la società anche attraverso quelle che sono le strutture strutturali. Quindi implementare l'istruzione, implementare anche una certa pedagogia della vita. Quindi è da questa fiducia nella scienza, da questo sviluppo di quelle che sono le caratteristiche umane che vengono arricchite e valorizzate dalla ragione, noi abbiamo il benessere sociale, ed è questo che prevedevano ancora nel Settecento, cosa che poi verrà realizzata nei secoli successivi. E questo primato della ragione ci porta anche a
conoscere una figura nuova che è quella dell'intellettuale. È vero che anche nel Medioevo c'erano gli intellettuali, cioè quei famosi clerici vagantes che giravano da un'università all'altra, che avevano queste caratteristiche, no? Di vivere di cultura, di scienza. Però con l'illuminismo nasce la figura dell'intellettuale, che si chiamerà filosofo, che si chiamerà scienziato, ma che darà sviluppo alle attività intellettuali, alle attività della ragione, quindi anche dell'amministrazione dello Stato. Quindi oggi noi abbiamo soprattutto delle attività intellettuali più che delle attività manuali. E quindi il mondo nuovo, il mondo di oggi, questo sviluppo intellettuale viene preparato proprio allora nel Settecento. Bene, siamo arrivati alla nostra conclusione di oggi. Abbiamo così visto i principi di quello che poteva essere l'avvio dell'illuminismo, e nell'illuminismo, sotto questo faro di luce, ci tufferemo anche nelle prossime lezioni, proprio per conoscere gli effetti, le cause, i personaggi di questa stagione eccezionale, perché ha preparato il mondo in cui noi oggi viviamo. Io vi ringrazio e vi saluto, ci vediamo la prossima volta.